Un piede nell'arte e uno nell'impresa. Il cinema, a sentire il presidente della Biennale Paolo Baratta, i piedi li ha sempre divisi equamente. Conti alla mano, l'industria cinematografica è un business che garantisce ritorni allargati a tutta l'economia di un territorio. Comincia a capirlo anche il Veneto, con una regione da un paio d'anni sempre più impegnata a finanziare progetti legati all'audiovisivo e di conseguenza sempre più presente ad un evento che si gioca in casa, come la 69esima edizione della Biennale Cinema al Lido di Venezia. È una mostra internazionale straordinaria, porta Venezia e l'Italia nel mondo e noi abbiamo la voglia che anche il Veneto, anche le nostre terre, in questo caso registi, possano vedere le luci d'Italia nel mondo. Quindi il nostro aiuto è certamente per questa grande manifestazione, ma con un'ottica molto veneta, che favorisca il nostro territorio. Investire sul cinema è seminare su un terreno che a queste latitudini ha sempre dato buoni frutti. Noi siamo qui per fare la nostra parte, però in un progetto che deve coinvolgere molti soggetti e che deve trovare nel pubblico e nel privato un punto di incontro, perché è di interesse del pubblico e del privato. E che sviluppi futuri possono esserci da questo punto di vista? Che idee nuove potete lanciare? Ma io credo che il tema non sia quanto le idee nuove che giorno per giorno nascono, è capire che se la cultura, se il turismo, se il territorio, se tutto ciò che offriamo sono in qualche modo la miniera da cui attingere per lo sviluppo del Veneto del futuro, credo che Venezia e il cinema, questa mostra, non possono che essere in qualche modo un nostro viatico per questo futuro straordinario. Vetrina eccellente da esibire verso due traguardi sempre più vicini nel tempo. L'Expo milanese del 2015, con il Veneto non certo spettatore interessato quanto coprotagonista, e la candidatura di Venezia a capitale europea della cultura per il 2019. Ed un sogno nel cuore, oltre che nei progetti già votati in regione. Costruire nella zona industriale di Porto Marghera una fabbrica del cinema, una cinecittà a ridosso della laguna. Nel caso del cinema il Veneto ha paesaggi da mettere a disposizione, persone di qualità che possono veramente rappresentare nuovi interessanti artisti, registi. Ritorno che viene garantito anche in momenti di crisi come questa. Ma devo dire che quest'anno in particolare siamo soddisfatti perché abbiamo due pellicole favorite anche da contributi regionali che hanno avuto la fortuna, il piacere di avere 3 visioni a luna qua nella mostra del cinema, molto apprezzate, hanno già avuto contatti per poter poi distribuire e credo che 2 giovani registi, una donna e un uomo, che riescono ad avere questa vetrina, seguono l'esempio di serie dell'anno scorso, quindi in qualche modo c'è continuità, credo che la regione sta crescendo rispetto al ruolo che ha e alla soddisfazione del lavoro che fa.